Nel caos dell'antica Roma, le parole di Sant'Anastasio I echeggiavano come un faro di saggezza e stabilità. Il suo pontificato di soli 2 anni, iniziato nel 399, fu caratterizzato da una determinazione incrollabile nel difendere la fede e mantenere l'ortodossia. La sua amicizia e supporto a figure di spicco come San Girolamo, San Agostino e San Paolino di Nola lo posero al centro degli avvenimenti cruciali che agitavano il panorama ecclesiastico del tempo. Tuttavia, fu il suo legame con San Girolamo a catalizzare uno dei momenti più intensi del suo papato. La controversia con Rufino di Aquileia sulle traduzioni bibliche divampò come un incendio, diviso tra l'interpretazione letterale e l'allegoria dei testi sacri. Sant'Anastasio I si schierò a difesa della purezza dei testi, sostenendo Girolamo nella sua strenua difesa della corretta interpretazione delle sacre scritture. Questo episodio non solo mostrò il suo impegno per l'integrità dei testi sacri, ma rivelò anche la sua capacità di agire come un faro di chiarezza in mezzo alle controversie teologiche. Tuttavia, il suo ruolo non si limitò solo a questioni teologiche. Le sue istruzioni ai vescovi, richiedendo rispetto durante la lettura del Vangelo e limitando l'ingresso di ecclesiastici stranieri senza una prova della loro ortodossia, dimostrano la sua preoccupazione per la purezza della fede e della pratica religiosa all'interno della Chiesa. Ma il suo pontificato fu anche segnato da minacce esterne. La presenza incombente dei Goti, guidati da Alarico, gettò un'ombra di pericolo su Roma. La preoccupazione di Anastasio per la stabilità della Chiesa e la sicurezza spirituale del popolo di Roma si rivelò profetica quando, 9 anni dopo la sua morte, nel 410, i Goti invasero e saccheggiarono la città. Questi eventi, seppur lontani nel tempo, testimoniano l'importanza delle decisioni di Sant'Anastasio I. La sua breve reggenza papale, segnata da lotte teologiche, dalla difesa dell'ortodossia e dalla preoccupazione per la sicurezza della Chiesa, lo posiziona come una figura storica di rilevanza e influenza immensa, nonostante la durata apparentemente breve del suo papato. La sua eredità risiede non solo nelle sue azioni durante la vita, ma anche nell'impronta indelebile che ha lasciato sulla storia e sul pensiero della Chiesa. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.